preside della storica azienda Minerbe è morto a soli 60 anni. Andrea Riello, cordoglio del mondo imprenditoriale e delle istituzioni, guidò Confindustria Veneto dal 2005 al 2009. Fu proprio Riello a dare il via al processo di fusione tra gli industriali di Padova Treviso e quelli di Venezia Rovigo in serata. Mogliano è il vertice che dà il via libera all'operazione. Imprenditori delusi dall'Europa che non ha dimostrato unità. Secondo l'ufficio studi di Confindustria il 30% delle imprese è a rischio. Decine di chiamate in questi giorni agli uffici delle Confindustrie per avere informazioni. Quinta vittima della strada da inizio mese nella Marca, un operaio 57enne bosniaco travolto e ucciso dall'auto condotta da un 73enne, la tragedia a Mansuè. Scontro tra tir e un pullman di linea sulla Romea, paura a Valli di Chioggia, 12 passeggeri feriti, fortunatamente non sono gravi, il traffico però è andato in tilt. Monitorare e mappare le zanzare che possono trasmettere virus come il West Nile. A Padova nasce un'app con questa funzione. È stata una mostra del cinema da record, in crescita tutti i numeri anche rispetto all'edizione pre-Covid, il quadro conclusivo tracciato dal presidente della Biennale di Venezia, Roberto Ciccutto. TG Veneto, ben ritrovati. Partiamo anche questa sera dal sondaggio di Ring. Il tema torna ad essere quello del caro energia. Allora quello che vi chiediamo è questo: serve un blocco dei licenziamenti? Utilizzate i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione per dare la vostra risposta e partecipare dunque al sondaggio con un sì, componendolo 0422 16 26 691, oppure un no, componendolo 0422 16 26 690. L'esito del sondaggio questa sera a Ring. E partiamo con la cronaca, con l'improvvisa morte dell'industriale Andrea Riello. È mancato per un malore all'interno della sua azienda, aveva soltanto 60 anni. Unanime il cordoglio del mondo della politica ma anche del mondo dell'imprenditoria, proprio nel giorno in cui sta per nascere, dalla fusione delle Confindustrie di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, la seconda Confindustria più grande d'Italia. È un lutto che colpisce l'imprenditoria veneta e italiana. L'improvvisa morte a soli 60 anni dell'industriale Andrea Riello, stroncato questa mattina da un malore nel suo ufficio della Riello Sistemi SPA a Minerbe nel Veronese, fatale, con tutta probabilità un infarto. I soccorsi sono stati immediati ma Riello non si è più ripreso. Alla guida della società fondata dal padre Pilade nel 1963, uno dei rami della Riello Industries passata ai 4 figli maschi, Riello era stato a lungo impegnato in Confindustria. Dal 2005 al 2009 era stato presidente veneto dell'Associazione Industriali. Tra i molti incarichi anche la presidenza della Fondazione Campiello e i ruoli nei consigli di amministrazione di alcuni dei principali istituti bancari. La scomparsa improvvisa, prematura del manager ha sollevato un'ondata di commozione. L'attuale presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, si dice sgomento e pieno di dolore. È per me un esempio indimenticabile di uomo imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza. Persona per bene, imprenditore vero, ricorda Emma Marcegaglia, ex numero 1 degli industriali, che lo aveva avuto nel suo direttivo. Ha dato visione, entusiasmo e progetti a tutta la nostra comunità imprenditoriale, aggiunge Leopoldo Destro, presidente degli industriali di Padova e Treviso. Un esempio per noi e le generazioni più giovani. Per la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Bertona, era un innovatore e un autentico ambasciatore del Made in Italy. Unanime il cordoglio della politica, dal presidente del Veneto Luca Zaia, che lo descrive come un imprenditore illuminato e sempre con il sorriso, al segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che ne ricorda la tenacia e lo slancio all'internazionalizzazione. Un grande dispiacere, aggiunge via tweet Enrico Letta. E la lunga serie di attestazioni di stima potrebbe continuare, come continua la sua visione dell'associazione industriale. Riello è morto nel giorno in cui i rispettivi consigli generali voteranno la fusione tra Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo. Credo che sia anche un po' eredità sua, eredità del suo pensiero, di quello per cui ha lavorato come presidente di Confindustria Veneto. Sta dunque per nascere, anche sulla scorta del lavoro avviato nel 2008 da Riello, la seconda Confindustria più grande d'Italia. Lasciando evidentemente la decisione a chi la deve prendere, in vista poi dell'assemblea del 28, ma è stato un processo molto partecipato, molto condiviso. Questo è uno degli elementi, diciamo, di forse maggior forza del progetto. E lo stesso direttore di Assindustria Veneto Centro ha manifestato la sua delusione nei confronti dell'Europa, che non ha dimostrato unità, delusione condivisa anche dal presidente di Unioncamere Veneto. Li ascoltiamo.
Che l'Europa abbia un po' deluso in questa partita, direi sicuramente sì. La fiducia nell'Europa inizia a vacillare nel distretto produttivo del nord-est, qui dove gli imprenditori si sono anche indebitati per far fronte al calo di consumi generato dalla pandemia, all'impennata dei costi e all'inflazione. Fonti interne all'associazione che rappresenta gli industriali riferiscono che il telefono sta diventando bollente, tante le chiamate di imprenditori che cercano informazioni su quali strumenti sono disponibili per gestire la situazione. Il centro studi di Confindustria ipotizza che il 30% delle imprese è a rischio default, un dato poco distante dal panorama della Marca. Il mondo dell'impresa è alla finestra, sta attendendo effettivamente che i provvedimenti governativi e i provvedimenti eventualmente della comunità prendano atto. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro fiduciosi che questa questione venga risolta nel migliore dei modi. Dal distretto dello Sport System, che tiene grazie al know-how, a quello del turismo, dei palazzetti del ghiaccio che chiudono, fino ai grandi marchi che fermano linee di produzione. Unioncamere, dopo la redazione di un documento urgente condiviso con le categorie, non nasconde lo scoramento. Le aspettative erano altre. Mario Pozza parla di un paese, l'Olanda, che continua a fare i suoi porci comodi. Uso questo termine perché lo meritano, perché abbiamo una concorrenza sulla tassazione delle imprese che non c'è negli altri paesi europei, e continua a pontificare e a dar lezioni a tutti. Con il problema del gas lo stesso, perché ce l'hanno una borsa. Io credo che si debba fare anche una riflessione su un'Europa che viene condizionata da questi piccoli paesi che tutto sommato poco contribuiscono rispetto a quello che l'Italia dà assieme agli altri grandi paesi. C'eravamo illusi che il PNRR rappresentasse un disegno condiviso. In questa vicenda sono tornati gli egoismi nazionali. Chiosa Giuseppe Milan, direttore di Assindustria Veneto Centro, aggiunge però: la partita non è ancora finita, l'appello a fare presto è unanime. Le imprese hanno bisogno di certezze, mi stanco a dirlo, ma purtroppo è così. Voltiamo pagina. Alluvione 2020, siamo a Torri di Quartesolo nel Vicentino. Avviso di garanzia al sindaco Marchioro, indagato per omissione di atti d'ufficio, la creazione o continuazione di pericolo, che informa i concittadini sulla pagina Facebook. Intendo difendermi, confido nella giustizia. Lo abbiamo intervistato. È il sindaco stesso, Diego Marchioro, ad avvisare i suoi concittadini sulla pagina Facebook del comune di Torri di Quartesolo per aver ricevuto una doppia informazione di garanzia, si legge, in qualità di sindaco, sia come indagato sia come parte offesa per i fatti legati all'alluvione del 6 dicembre 2020 che riguardò i quartieri Pini e Casoni. Le indagini sono proseguite e hanno maturato un avviso di garanzia, un'informazione di garanzia per me e per altre persone. Accuse dalle quali il sindaco intende difendersi, confidando nella giustizia. La giustizia deve fare il suo corso, io sono fiducioso comunque nel buon esito di questa indagine. Diciamo che la contestazione è un mancato avviso, quindi omissione d'atti d'ufficio e creazione di pericolo. Queste sono due accuse che non condivido naturalmente. Ho già nominato i legali di fiducia e quindi aspetto l'evoluzione poi dell'inchiesta, ripeto, con fiducia nella giustizia. 2 anni fa la rottura improvvisa dell'argine della roggia Caveggiara, che portò l'acqua del Tesina ad entrare nella roggia, provocandone l'esondazione. Si legge nel commento a margine in cui spiega: ho passato una vita a difendere Torri dalle piene del Tesina e mi ritrovo ora amaramente con un avviso di garanzia a causa di questo fiume per il quale ho speso giornate, nottate e grande impegno nell'arco di qualche decina d'anni. Nella Marca trevigiana è la quinta vittima della strada dall'inizio del mese. Si tratta di un operaio di 57 anni bosniaco, morto questa mattina sulla Pordenone Oderzo a Mansuè. Purtroppo questa è l'ennesima vittima nella strada, ormai non passa giorno che sentiamo queste brutte notizie. Falciato mentre attraversava la carreggiata e sbalzato a terra ormai esanime. La cronaca dell'ennesima vittima della strada arriva da Mansuè, dove alle 6:30 del mattino un operaio di 57 anni di origini bosniache, Idris Amidovic, ha perso la vita venendo travolto da un'auto lungo via Porto Buffolè, poco lontano dall'impresa edile in cui lavorava, la Cimitan di via Vizze. All'altezza del distributore di benzina, una Renault Captur che procedeva in direzione Oderzo lo ha urtato
impattato violentemente con la parte anteriore destra, come testimoniano il fanale rotto e il parabrezza sfondato. Al volante un medico straniero di 73 anni residente a Pordenone, il cui destino si è tragicamente incrociato con quello di Amidovic, che dopo aver bevuto un caffè si stava portando sull'altro lato della strada in un punto in cui in realtà non ci sono le strisce pedonali. Dispiace per la vittima, anche perché non è un abitante locale, è un bosniaco che ha cercato fortuna anche lui nel nostro comune. Lascia la moglie, che peraltro è rimasta in Bosnia, e 2 figli. Certamente che morire sulla strada al 58 anni è sempre terribile, e speriamo che questa carneficina termini. Amidovic è morto praticamente sul colpo. Sul posto su M118, allertato dallo stesso automobilista, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Conegliano per i rilievi. Il 73enne sarà ora indagato per omicidio stradale, ma il sindaco ammette che l'arteria a teatro dell'incidente è di per sé pericolosa. No, non è il primo purtroppo incidente stradale, ne sono successi altri. Dobbiamo invece riuscire, e ci stiamo noi riuscendo con l'aiuto della provincia, a mettere in sicurezza questa benedetta strada, in modo che, ripeto ancora, questa carneficina finalmente termini. Poi c'è stato un incidente sulla Romea, un tir si è scontrato contro un pullman, ci sono diversi feriti. Attimi di paura nel primo pomeriggio verso le 13:30 per lo scontro tra un pullman con a bordo operai e un tir lungo la Romea all'altezza di Valli di Chioggia, all'incrocio con il ristorante Volpin. 12 le persone rimaste ferite, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il SUEM e le pattuglie della polizia locale, impegnate varie ore per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Sembra che i mezzi si siano scontrati mentre il tir era sul punto di svoltare. Il pullman, dopo l'impatto, è rimasto fermo con i passeggeri contusi a bordo, che mano a mano sono stati soccorsi dal 118. Tra i feriti anche il conducente, che ha riportato un trauma cranico. 3 di loro, tra cui l'autista, sono stati trasferiti con l'ambulanza all'ospedale di Piove di Sacco, 9 invece in quello di Chioggia per essere visitati. L'incidente ha inevitabilmente provocato code e rallentamenti al traffico. Salboro nel Padovano, tragedia. Questa mattina un uomo è stato trovato senza vita all'interno di un'automobile che era parcheggiata di fronte al cimitero. Sul posto i carabinieri della Scientifica. L'uomo è un 66enne padovano, guardia giurata in pensione, che si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola con un'arma regolarmente detenuta. L'intento suicidio è stato confermato anche da un biglietto che è stato ritrovato dai carabinieri all'interno dell'automobile. Siamo alla pagina della politica. Fratelli d'Italia nettamente sopra la Lega nei sondaggi, piazza piena, Mestre sabato per Giorgia Meloni, restano i malumori nel carroccio, ma Luca Zaia commenta, aspettiamo i veri risultati. Preoccupazione no, nel senso che intanto ci vuole rispetto per i cittadini e dobbiamo ottenere i risultati veri, perché non è che possiamo arrivare alla virtualità al punto tale per cui già definiamo cosa accadrà solo utilizzando sondaggi. Vi ricordo che io ho corso nel 2015 quando il PD aveva il 42% e ho vinto con oltre il 65%. Cioè ogni elezione è una storia a sé. Cioè l'errore grande che si fa spesso in politica, che io vedo fare, è quello di, come si può dire, mettere a sistema un risultato. Il risultato è solo, come si può dire, concretamente un'assegnazione di responsabilità e di fiducia. Dopodiché, cioè, per mantenerlo questo risultato devi guadagnarti e confermare questa fiducia. Staremo a vedere quali sono i risultati, dopodiché ho visto gli alti, i bassi, i medi, le ho viste tutte. Di certo non mi impressiono. Caro Energia, attuare lo scostamento di bilancio, vi facciamo sentire durante la nostra prima edizione lo scontro tra Italexit e Più Europa. Sia
allo scostamento del bilancio, sì al tassare gli extra profitti. Noi abbiamo bisogno di 80 miliardi. Dove li andiamo a prendere non mi interessa, non è compito mio. E interessa, volete stare in Europa? Allora ce lo dicesse l'Europa che non vuole lo scostamento di bilancio, dove andiamo a prendere quegli 80 miliardi. Gli altri gli interventi li stanno facendo, per cui fare queste operazioni richiede assolutamente lo scostamento di bilancio, riduzione del cuneo fiscale, scostamento di bilancio, detassazione delle aziende, blocco delle cartelle esattoriali. E poi a quel punto, allora, se l'Europa, siamo tutti europei, che dice che siete così europei, che vi piace, l'Europa sostenga, no? Sostenga questa crisi energetica, visto che l'Italia è stata portata al fallimento da un governo scellerato e da misure scellerate. Zane, poi chiudiamo con Varaschin. Zane, la vedevo scuotere la testa. Perché assolutamente non possiamo permetterci lo scostamento di bilancio in questo momento. Cioè non è possibile. Perché ce lo dice l'Europa? Perché ce lo dice l'Europa? Siamo un paese brutalmente indebitato, certo. Siamo un paese che ha già fin troppi debiti e noi, se noi fossimo con la testa sulle spalle, non ci potremmo nemmeno pensare, non potremmo nemmeno pensare di caricare di debito a ulteriore le future generazioni. Meglio di me, noi perché sei persona intelligente, che se noi potessimo vendere i titoli di Stato, noi riusciremo anche a ripagare il debito. Il problema è che non lo possiamo fare perché abbiamo la sovranità economica nazionale. Perderemo la sovranità economica nazionale. Assolutamente che l'abbiamo. Quindi la riduzione del rapporto PIL e debito, quella deve essere una priorità. Quella deve essere una priorità, perché solamente nei primi 6 mesi dell'anno sono stati banditi più di 2000, e dico 2000 bandi per più di 1 miliardo di euro da parte dell'Europa a finanziamento delle imprese italiane. Quindi i fondi per le imprese l'Europa li mette a disposizione e quindi quel compito dello Stato italiano è aiutare le imprese anche in termini di progettazione per poter intercettare quei fondi e poter creare un proprio sviluppo del proprio sistema industriale. Assolutamente, questa è la prospettiva, non creare ulteriore debito. È impossibile, andremo semplicemente a spostare il problema lasciandolo nelle mani dei nostri figli e dei nostri nipoti. Difficile attuare lo scostamento di bilancio anche per Deborah Varaschin, Forza Italia. Bisognerebbe capire dove andare a riprendere queste risorse. Io non sono contro un no definitivo, ma sicuramente ci sono altre modalità per poter andare a prendere questi 80 miliardi. È vero che l'Europa sta dando soldi alle nostre imprese, è vero che non sono tutti, anzi quasi niente a fondo perduto, quindi questi soldi vanno anche in un qualche modo poi restituiti da qualche parte. È vero che questo crea comunque un volano di ricchezza, un volano di imprese innovative. È vero anche che l'Italia deve incominciare ad avere, se mi permetto, un po' più di orgoglio, un po' più di volontà di essere la città, il paese che merita essere al capo di un'Europa, incominciare a parlare nei tavoli dove contano. Io provo un fastidio enorme quando vedo che il governo francese e quello tedesco si siedono a certi tavoli e noi veniamo snobbati quasi sistematicamente. Siamo stati, siamo una potenza, dobbiamo riprendere il nostro ruolo, ma soprattutto dobbiamo riprendere, e qui non è magari il termine più adatto perché non è quello che è, però la nostra sovranità, la nostra capacità di gestione delle nostre risorse, delle nostre potenzialità. Impegno civico, il movimento nato attorno al ministro degli esteri Di Maio ha presentato le priorità del suo programma. Impegno civico è un movimento politico che nasce dalla scissione dal Movimento 5 Stelle del ministro degli esteri Luigi Di Maio, deluso dal suo vecchio amore politico. In cui ci siamo accorti che il Movimento 5 Stelle, quello che era casa nostra, quello che io stavo da 9 anni, non era più il Movimento 5 Stelle che faceva il bene degli italiani, ma era il Movimento 5 Stelle che cercava soltanto proclami elettorali. E una volta creato il nuovo partito è stata la volta anche di un nuovo programma con priorità giudicate chiare e irrinunciabili. Abbiamo scritto 15 punti per gli italiani che secondo noi sono da fare subito. Il primo, e questo diciamo mostra anche la nostra concretezza, il primo è il taglio delle bollette all'80%.
E questo è un provvedimento che si può fare nel convinto impegno civico, ma solo da parte del prossimo governo, perché al momento questo, ancora in carica, può occuparsi solo di ordinaria amministrazione e quindi al massimo chiedere all'Europa un tetto al prezzo del gas. C'è un punto politico e impegno civico, non solo ha detto che cosa fare al prossimo governo, ma anche ha detto dove prendere i soldi. Il taglio delle bollette che noi proponiamo, l'80%, 13,5 miliardi, facendo i conti con la Ragioneria dello Stato, si possono prendere dall'aumento dell'IVA che sono stati negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi. I soldi ci sono già, sono a disposizione, si può tagliare le bollette dell'80% senza fare nuovi debiti allo Stato. Altre voci del programma da raggiungere nei prossimi 5 anni ruotano poi attorno ai giovani, dal salario minimo al salario equo, dal mutuo per acquistare la prima casa, garantito al 100% per i giovani, ai cambiamenti climatici che ci devono convincere a proteggere l'ambiente subito e non tra anni. Pubblicità, ci fermiamo, tra poco. Ben ritrovati TG Veneto, ripartiamo da un'applicazione che aiuterà a monitorare le zanzare che possono anche essere portatrici del virus West Nile. La mappa che vedete alle nostre spalle è la mappa che è riportante i siti dove noi catturiamo le zanzare e i segnaposto colorati sono i pool di zanzare che troviamo positivi, quindi sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. E come si può vedere dalla mappa, effettivamente quest'anno c'è stata una grossa circolazione del virus della West Nile. In quest'estate, segnata da un numero record di casi di West Nile, è importante per la salute pubblica monitorare e mappare le zanzare e gli agenti patogeni che possono trasmettere. I ricercatori e biologi dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie possono essere aiutati anche dai cittadini che attraverso un'app gratuita che si chiama Mosquito Alert possono inviare foto e segnalazioni di focolai di zanzare. Tramite l'app si può vedere quante segnalazioni arrivano e quindi avere un'idea anche di quante zanzare ci sono in determinate aree, e questo poi permette ai ricercatori, non solo a noi ma in tutta l'Italia, perché è un'app che funziona a livello nazionale, di determinare se ci sono delle aree dove ci sono una maggiore presenza delle zanzare oppure dove viene riportato un maggiore fastidio causato dalle zanzare. Nella mappa del Veneto è ben visibile la diffusione di quest'estate delle due varianti della West Nile riscontrate analizzando le zanzare catturate nelle trappole posizionate dai biologi dell'Istituto Zooprofilattico. I casi che abbiamo riscontrato quest'anno sono dovuti a diversi motivi. Sicuramente ci saranno stati più animali infetti, ovvero più uccelli con il virus della West Nile, e ci sono state delle occasioni in cui gli uccelli hanno incontrato le zanzare che l'hanno punti e quindi hanno poi trasmesso il virus anche all'essere umano, e questo è stato, come dire, aiutato anche dalla situazione di quest'anno particolare, ovvero dalla siccità, che ha permesso alle zanzare e agli uccelli di condividere più strettamente i luoghi di incontro e quindi di trasmissione del virus. I casi di West Nile stanno progressivamente diminuendo e secondo gli esperti il peggio sembra essere passato. Possiamo dire che siamo verso la fine, perché in questo periodo le zanzare cominciano a calare drasticamente e con l'inverno sappiamo che spariranno. Noi già stiamo notando una drastica diminuzione delle zanzare e quindi di conseguenza ci saranno anche meno infezioni. Quelle che vedremo adesso saranno le code di qualche infezione avvenuta nel mese di agosto. Siamo a Venezia, mostra del cinema, è tempo di bilanci in crescita, tutti i numeri, vediamo. Sono stati 60.477 biglietti venduti alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, rispetto ai circa 56.000 del 2019, già in un'edizione record del festival pre-pandemia, un aumento quindi del 6% sui biglietti, mentre 12.000 sono stati gli accreditati. Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, è felice. Numeri importanti che ovviamente sono anche dovuti al ritorno della capienza al 100% delle sale. Diciamo che il confronto lo facciamo con il 2019, che era già stata una mostra record, e su quella mostra abbiamo un aumento intorno al 15% di presenze fra biglietti venduti, che sono aumentati, e
diciamo che gli accrediti e gli abbonamenti che sono aumentati, gli accrediti sono leggermente diminuiti. Un bilancio suo di questa edizione? Grandissima presenza artistica con contenuti che riflettono la nostra contemporaneità storica. Qualche problema si è invece verificato soprattutto nei primi giorni nel sistema di prenotazione. Le nuove tecnologie sono straordinarie, ma prima di essere lodate vanno sperimentate sul campo. Tutto quello che avevamo fatto lavorando a tavolino ha poi dimostrato qualche defiance nel momento in cui, per esempio, invece dei 500 accessi minuto che avevamo ipotizzato, sono stati 1400. In chiusura vi ricordo l'appuntamento con Ring, Ferdinando Avarino e i suoi ospiti, che questa sera saranno Flavio Baldan per il Movimento 5 Stelle, Cristina Guarda, Verdi e Sinistra, Alberto Baban per Azione Italia Viva, Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, Luigino Rancan, Alternativa per l'Italia e Ivano Cordioli, Italia Sovrana e Popolare. È tutto, ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Prevale ancora l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque e clima caldo. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 settembre. Sul Veneto sarà protagonista della giornata il sole. Cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti in corrispondenza delle zone montane, dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche locale acquazzone. Temperature in aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato in mattinata. A seguire cielo via via più coperto, vedete, con possibili piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 25 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo un'alternanza di tratti soleggiati e di annuvolamenti. Nel pomeriggio poi non si esclude qualche temporale. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.